a Chioggia. Sapete che abbiamo le elezioni amministrative a breve, a brevissimo. Siamo qui con 2 ministri ed è un evento più unico che raro, perché a Chioggia di solito diciamo, sono cose che vengono di rado, insomma non siamo abituati a 2 ministri in contemporanea. Abbiamo il ministro Stefano Patuanelli alle politiche agricole e alla pesca, la ministra Fabiana Dadone alle politiche giovanili. Inoltre abbiamo il nostro candidato sindaco Daniele Stecco per il Movimento 5 Stelle e per la lista civica Chioggia Sempre. Io sono Erika Baldin, consigliere regionale del Veneto, ormai sono 6 anni che siedo in consiglio regionale e sono onorata di avere la presenza di 2 persone importanti come i ministri e onorata di fare squadra con 2 liste fantastiche formate da persone preparate, competenti e chi appunto ha rivestito ruoli importanti anche nell'amministrazione odierna, come Marco Veronese, vice sindaco, come Isabella Penzo, assessore anche lei ai giovani, al turismo, insomma tante altre attività, e dopo magari ci spiegheranno qualcosa di quanto hanno fatto in questi 5 anni di amministrazione. Abbiamo intitolato questa giornata ai giovani e alla pesca. Vi sembrerà un connubio strano, ma in realtà poi vi spieghiamo il motivo di questa abbinata. Partirei dicendo che il Veneto purtroppo non è una regione per giovani. Lo dimostrano i dati. Abbiamo una carenza e una immigrazione al contrario di giovani che lasciano la regione del Veneto più che quelli che lasciano il suolo italiano ed emigrano verso stati che offrono maggiori opportunità. Parliamo specialmente di opportunità di lavoro, le migliori opportunità di lavoro che probabilmente qui in Veneto non trovano. Pensate, ad esempio, che abbiamo perso in un solo anno, questi sono dati del 2019, circa 20.000 giovani, quasi un comune come Martellago potremmo dire, quindi veramente è un dato preoccupante e in continua crescita, anche pensando poi ai ragazzi che frequentano le università. Le università del Veneto sono tra le migliori d'Italia, non serve che ve lo dica io, e abbiamo un trend negativo di iscritti agli atenei. Ogni anno questo trend, questo numero cala e anche questo è un dato che deve far riflettere. Le motivazioni possono essere appunto le più varie, ma sicuramente l'incidenza maggiore ce l'ha, come dicevo, le opportunità lavorative e la difficoltà, soprattutto per un territorio come questo, che noi conosciamo bene, la mancanza di mezzi di trasporto efficienti. Io stessa ho percorso per 5 anni, quando facevo l'università a Rovigo, la tratta Chioggia-Rovigo per arrivare all'università e sapete quanto questa tratta purtroppo sia soggetta a frequenti soppressioni di treno oppure a ritardi e che fanno ovviamente come dire, disabituare le persone all'utilizzo del treno, quindi del mezzo pubblico. Pensate che addirittura la Regione del Veneto, invece che incentivare questo tipo di trasporto, che voglio dire è oltremodo sostenibile appunto il treno, sta cercando o comunque fa in modo che il servizio passi su gomma sostanzialmente, perché nelle ore di morbida, si dice in questo bando, ovvero nelle fasce orarie in cui è meno utilizzato il treno, potrebbe essere sostituito da un bus. Quindi con la morte, diciamo, definitiva della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, che invece a nostro modo di vedere andrebbe potenziata e magari sperando che un domani possa arrivare a Venezia e a Padova, dove ovviamente abbiamo i contatti e i traffici maggiori. Quindi questo è un buon motivo per non dare la fiducia a chi da 26 anni governa questa regione e sostanzialmente si sta disinteressando di questo territorio che è grandissimo e offre tantissime attrattive e appunto basta che vediate voi, adesso abbiamo 2 ministri che magari possono essere concordi con questo aspetto. Abbiamo visto poco fa il mercato ittico insieme al ministro Patuanelli, siamo
un primo distretto d'Europa per la pesca insieme con il Rodigino, quindi una realtà veramente importante che va sfruttata al massimo. E pensate che appunto la pesca potrebbe dare tantissimo lavoro anche ai giovani, 1 miliardo di fatturato all'anno. Queste sono cifre straordinarie se ci pensiamo. Abbiamo investito tantissimo noi nel mercato ittico, magari il candidato sindaco ve ne parlerà, con contributi europei, finanziamenti che sono arrivati sul nostro territorio grazie al lavoro intenso dell'assessore al bilancio Daniele Stecco. Un territorio che va valorizzato, dicevo, potenziato, settore della pesca in crisi ormai da anni, e sostanzialmente ignorato da chi governa, dalla maggioranza in regione. Pensate, solo per farvi questo esempio, poi lascio la parola a Daniele che vi illustrerà un po' il programma. Nel piano nazionale di ripresa e resilienza, sapete questo acronimo ormai famosissimo PNRR, che contiene insomma tantissimi progetti per la nostra economia, sostanzialmente per riprendersi dopo il periodo più buio della storia, non solo d'Italia, ma anche veramente a livello economico, a livello sanitario, il periodo più brutto d'Europa. Proprio in quel piano, che a livello poi regionale viene declinato in un piano nazionale di ripresa, resilienza regionale, sostanzialmente si erano dimenticati la parola pesca. Quindi è stato grazie a un mio emendamento che si è inserito in questo piano regionale una serie di iniziative che dobbiamo assolutamente intraprendere. Ce ne parlavano prima i pescatori, ad esempio l'ammodernamento della flotta. Stiamo andando verso un periodo di transizione ecologica, verso un ammodernamento della flotta che magari sia di impatto zero. Lo sanno benissimo anche i nostri pescatori, e non stiamo parlando di riduzione delle giornate di pesca, perché già il settore è in ginocchio. Non possiamo dire ai pescatori di stracciarsi le vesti e compiere ancora più sacrifici di quanto stanno già facendo. È un lavoro durissimo, lo sapete, dobbiamo soltanto sostenerli, dargli i contributi e gli aiuti che servono a una riconversione ecologica, una pesca sostenibile che sia appunto compatibile con l'aspetto soprattutto economico, patrimoniale di queste famiglie. Un indotto importante e un fatturato che, come vi ho detto, supera il miliardo anno, quindi veramente un settore da tenere in debita considerazione. Per cui ne parleremo con i nostri ministri, e adesso cedo la parola al candidato sindaco Daniele Stecco. Grazie Erika. E buon pomeriggio a tutte e a tutti. È proprio bello vedervi così tanti numerosi oggi qui in diga sottomarina e vedere anche tante facce giovani, proprio perché quello che andremo a parlare oggi pomeriggio è proprio la presentazione di quello che dovrebbe essere per noi una città del futuro, ma una città dedicata anche ai giovani. Perché sappiamo che i giovani, voi ragazzi che siete proprio qui di fronte a me adesso, siete il nostro futuro, e quindi è fondamentale costruire le basi oggi per poter avere un domani una città migliore, un migliore per tutti noi, e per crescere e sviluppare anche dal punto di vista non solo culturale ma anche poi produttivo. Io, voi sapete, sono Daniele Stecco, ho avuto in questi 5 anni la fortuna di far parte di questa amministrazione e ringrazio il sindaco Alessandro Ferro che ci ha raggiunto qui. Grazie Alessandro per la fiducia che mi hai dato in questi anni, inizialmente come assessore al bilancio, alle società partecipate, dove oggi abbiamo appunto visto insieme al ministro Patuanelli il mercato ittico, che è il nostro gioiello. Poi ho avuto le deleghe per quanto riguarda i tributi, le politiche comunitarie e regionali, che sono fondamentali oggi per poter portare a Chioggia, nel nostro territorio, tutte queste risorse che stanno arrivando e che sono risorse fondamentali per dare sviluppo e crescita, e soprattutto per dare un futuro a voi ragazzi. Poi nel tempo ho avuto anche la delega alla pesca e all'agricoltura, e questo ha fatto sì che mi ha permesso di iniziare anche un percorso per portare a Chioggia fondi necessari per la riqualifica del nostro mercato ittico. Abbiamo portato a casa con i FEAMP, anche con il GAC, abbiamo qui il presidente Marco Spinadin, siamo riusciti a portare più di 2 milioni di euro di interventi per riqualificare il mercato ittico di Chioggia, e non solo, anche parlare di sicurezza, come
il canale San Domenico, che erano da anni che non si facevano gli scavi, abbiamo cambiato le bricole, e tanti interventi anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali legati al mondo della pesca. E oggi appunto mi candido a sindaco di Chioggia proprio perché voglio mettere a disposizione queste competenze, queste conoscenze che ho maturato in questi 5 anni. E insieme al gruppo, come i candidati del Movimento 5 Stelle che vedo qui, diversi anche della lista civica, Chioggia Sempre, che ringrazio della fiducia che mi hanno dato per portare avanti insieme, a tutti noi insieme, questo nostro progetto, per... Noi l'abbiamo chiamato la Chioggia del futuro, proprio per l'amore che abbiamo tutti noi della nostra città. E ovviamente in questo programma oggi ci vogliamo concentrare per quanto riguarda tutte le tematiche legate ai giovani, perché come dicevo prima è legato a voi il futuro vostro e soprattutto poi quello che sarà della nostra città. Abbiamo fatto in questi anni, magari dopo Isabella se vuole ricordare alcuni interventi legati proprio anche ai giovani, ma nel nostro nuovo programma quello che vorremmo proporre alla città sono sicuramente anche dei temi che riguardano a migliorare la qualità della vita anche dei ragazzi, anche dei giovani. Vogliamo realizzare delle strutture o riqualificare quelle già presenti per poter vivere insieme, essere dei luoghi dedicati dove i ragazzi potete esercitare le vostre passioni, può essere l'arte, la musica, lo sport. Anche qua andremo adesso a migliorare le nostre palestre. Ci siamo concentrati in questi 5 anni sulla sicurezza delle scuole, visto il degrado che avevamo trovato e gli anni e anni di mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria. E grazie ai fondi che sono arrivati, anche lo sblocco con i nuovi fondi della legge speciale, è stato possibile in primis muoverci sulla sicurezza delle scuole, perché per noi è fondamentale che i ragazzi possano studiare in luoghi adeguati. Fatto questo, ovviamente sta continuando anche tutto l'intervento per la manutenzione straordinaria delle scuole. Oggi dobbiamo concentrarci dalla parte sportiva, quindi migliorare le palestre che sono presenti nelle nostre scuole, proprio per permettere a voi ragazzi di realizzare lo sport nel miglior modo dei termini, ma anche individuare e sviluppare dei luoghi di aggregazione, proprio per, come dicevo, per sviluppare le vostre passioni, come può essere la musica, l'arte, la recitazione e anche ancora con lo sport, non solo per quanto riguarda la nuova piscina comunale coperta, perché sappiamo che se una città di mare come la nostra non ha una piscina coperta di un certo tipo che si possa svolgere gli allenamenti tutto l'anno, e quindi anche qui abbiamo iniziato un percorso e sono sicuro che andrà avanti per lo sviluppo appunto di questa nuova piscina. Ci sarà nel nostro progetto anche il nuovo stadio, proprio per migliorare anche non solo l'attività sportiva del calcio, ma permettere anche di avere, come in tante altre città, un luogo dove fare degli eventi di un certo tipo, che oggi nel nostro territorio, nella nostra città, una città di poco meno di 50.000 abitanti, non ha, ed è un peccato. E dobbiamo appunto risolvere questo gap che ci differenzia rispetto alle altre città vicine a noi. Poi pensiamo anche ai giovani dal punto di vista per creare nuova famiglia. Abbiamo stanziato già delle risorse per aiutare le giovani coppie a acquistare la casa nel centro storico di Chioggia. Anche questo è un altro problema non da poco da non sottovalutare, nel senso che il centro storico si sta svuotando ed è un peccato. Dobbiamo riportare i giovani che diano vita al centro storico di Chioggia e di Sottomarina. E con il contributo che daremo a chi vorrà acquistare la propria prima casa in centro storico, questo permetterà di creare nuova vita. Altri aspetti possono essere di potenziare i rapporti che abbiamo ad esempio come amministrazione rispetto all'Università degli Studi di Padova. Abbiamo già fatto un'importante convenzione con l'Università per la ristrutturazione dell'ex Cini. Noi abbiamo messo 1 milione di euro, l'Università ne ha messo altri 2 milioni di euro per realizzare un nuovo laboratorio di ricerca per la biologia marina. Quindi anche qui ho prospettive per dare magari lavoro a voi giovani, voi che studiate. Dopo cosa succede dopo lo studio? L'aveva detto anche la consigliera regionale Erika Baldini. Purtroppo andate via, lasciate la nostra città ed è un peccato. Cerchiamo di mettere appunto le basi perché questo non avvenga più, e anche sfruttando questa presenza dell'Università di Padova sicuramente darà un valore aggiunto per poter non solo restare a Chioggia ma essere anche più attrattivi.
Altro aspetto importante che vorremmo sviluppare saranno quelli di creare delle condizioni di lavoro. Abbiamo parlato prima del mercato ittico, abbiamo anche il mercato orticolo, perché appunto una delle le nostre tradizioni sono appunto, oltre al turismo, ma la pesca e l'agricoltura, e entrambi questi mercati hanno ancora delle potenzialità, solo che bisogna mettere le condizioni necessarie perché questo avvenga. Dicevo prima al Ministro Patuanelli, che ringrazio per essere venuto qui oggi anche in visita del mercato ittico, e non solo, quando era anche Ministro dello Sviluppo Economico è stato uno dei ministri che si è impegnato per bloccare il deposito GPL, che bisogna ricordarlo. Bisogna ricordare che se oggi questo incubo non c'è più è grazie appunto al governo Conte, che ha fatto sì che questo finisca, che questo incubo fosse messo fine per sempre. Proprio col decreto di agosto 2020, dove sono stati anche stanziati 29 milioni di euro per demolire, spostare, togliere definitivamente il deposito di GPL. E noi lì vogliamo mettere il polo ittico legato alla pesca. Non solo il mercato ittico, ma poter consentire di sviluppare aziende di trasformazione e commercializzazione della pesca, e in questa maniera portare ancora lavoro e ricaduta economica nel nostro territorio. Stessa cosa vorremmo farlo a Brondolo per il mercato orticolo, dove c'è appunto un progetto che bisognerà anche lì procedere con la programmazione urbanistica, ma consentirà poter mettere a disposizione delle aree per sviluppare nuove aziende legate all'orticoltura, alla trasformazione di questi prodotti. Sapete bene quanto grande è il mercato del settore quarta gamma e quinta gamma, quindi c'è ancora una crescita molto importante, ed è fondamentale che nel nostro territorio ci siano l'insediamento di queste aziende che diano poi lavoro a voi giovani. Sappiamo anche di alcuni giovani che si aprono aziende agricole, per esempio, innovative. Ecco, questi devono essere aspetti che noi metteremo a disposizione proprio per lo sviluppo della nostra città e per dare un vostro futuro. Ultimo aspetto, ma non di poco conto, vorremmo creare delle zone, delle attività tipo coworking, dove i giovani possono lavorare all'interno della nostra città con un sistema tipo smart working, dove senza dover recarsi effettivamente nel luogo di lavoro, visto che molti di noi purtroppo fanno i pendolari, e quindi mettere nelle condizioni, visto anche ormai un po' l'abitudine che abbiamo preso purtroppo attraverso questa pandemia, che ci hanno costretti a lavorare da casa, però sfruttando questa esperienza noi potremo realizzare all'interno della città dei punti dove le persone possono lavorare, quindi stare insieme, socializzare, ma senza dover spostarsi per andare al luogo di lavoro, che potrebbe essere Milano, Roma, Verona, Vicenza o Treviso, ma lavorare qua a Chioggia. Quindi anche diminuire quel rapporto di pendolarismo. Magari si andrà a lavorare nella sede fisica un paio di volte al mese, ma nel resto della settimana lavorare direttamente qua a Chioggia, quindi sicuramente questo potrebbe essere un vantaggio, visto che si mettono poi a disposizione le tecnologie necessarie per poter lavorare in tranquillità, ma restando qui nella nostra città. Ecco, questa è una panoramica generale di quello che vorremmo realizzare per il futuro della nostra città, legato al mondo dei giovani. Io vi ringrazio, darei ora parola alla Ministra Dadone, che ringrazio anche lei per la sua presenza qui a Chioggia. La ringrazio. Grazie. Beh, grazie. Sono innanzitutto io che ringrazio te in particolare, ti faccio l'in bocca al lupo per la candidatura, ringrazio il padrone di casa che è venuto a porci un saluto e chiaramente la consigliera regionale. Facciamo un applauso al sindaco che c'è stato, ma è stato timido. Allora, partiamo da una premessa. Tu, Erika, hai detto il Veneto non è una regione per giovani. Io ovunque mi sposto in tutta Italia sento dire da qualsiasi amministratore locale, da qualsiasi associazione, da qualsiasi regione, questo non è un territorio per giovani. Sembra un po' che l'Italia si sia svegliata nel post pandemia, quindi in questo periodo del 2021, rendendosi conto che c'è una generazione di giovani a cui non è stato un po' destinato e programmato quasi nulla negli anni. E io in questo momento chiaramente lo noto maggiormente da Ministro per le politiche giovanili, però porta all'attenzione di tutto il governo, se non di tutta la nazione, una tematica che è quella proprio dei giovani, che negli anni è stata sempre un po' messa in disparte, ma che invece dopo un 2020 complicato, che ha portato i nodi al pettine un po' su tutta una serie di situazioni, lo dico in particolare guardando il vostro sindaco, perché ha dovuto gestire insieme a noi che eravamo al governo
una fase pandemica davvero complessa e delicata, dover motivare il perché del distanziamento, il perché del lavoro da remoto per tutta la pubblica amministrazione, il perché la didattica si dovesse svolgere in una determinata maniera, non è stato facile. I ragazzi in tutto questo sono rimasti tranquilli e silenti. Solo in una fase successiva, giustamente, hanno mostrato il conto e ci hanno chiesto: scusate, ma voi per noi che cosa avete intenzione di fare? Non voi governo nello specifico, ma voi adulti, perché noi fino a qui abbiamo subito le riforme delle pensioni, nessuno mai ha valutato l'impatto sui giovani, tutti i tagli della spesa nella formazione e nella scuola e nessuno ha mai valutato le condizioni dei ragazzi. Si è sempre parlato, perché se ne parla da quando io faccio il liceo, quindi da anni ormai, della necessità di incrociare domanda e offerta relativamente al lavoro. Eppure questo tipo di incrocio negli anni non si è mai riuscito a fare in maniera valida. Ed è per questo che riparto da ciò che hai detto. Il Veneto non è un territorio per giovani, ma l'Italia è ancora un paese per giovani. Dal mio punto di vista, fino ad oggi lo è stato in maniera fin troppo marginale. Oggi abbiamo un'opportunità che è quella dei fondi del PNRR, che ormai sembrano un po' debbano servire a tutto, dalla transizione ecologica al digitale, a risolvere tutti i problemi che questo Paese ha avuto fino ad oggi. Ma la vera ratio per cui arrivano non è soltanto ristorare ciò che è capitato durante la pandemia, ma anche permetterci di avanzare rispetto a dei ritardi che abbiamo notato in una maniera lampante, quando ci siamo resi conto che la didattica da remoto, magari qui siete riusciti a farla perché questo è un comune grande e che ha una copertura anche in termini di internet notevole. I comuni piccoli e quelli delle aree interne, quelli sì che hanno faticato, quei bambini avevano e quei ragazzi lo stesso identico diritto di riuscire ad usufruire della didattica da remoto come tutti, eppure non è stato complicato. Quindi quei fondi servono sì a farci recuperare il tempo perduto in termini di banda larga, di digitalizzazione, di interoperabilità, in particolare della pubblica amministrazione, ma servono a ristorare i ragazzi rispetto al portare l'Italia ad essere un paese che sia un paese giusto per loro. Giusto sotto più punti di vista. Se dobbiamo incrociare la domanda offerta in termini di lavoro, dobbiamo andare a toccare gli istituti tecnici. Anche qui i dati ci dicono che le offerte sono molte, ma non si riescono a trovare i profili giusti. Però i ragazzi, quando devono scegliere che cosa fare, non lo sanno, ma non è mica colpa loro. Manca un orientamento scolastico che sia a volte anche semplice, basato di modelli concreti, che si porti nella scuola qualcuno a rappresentare che tipo di scelta ha preso nella vita, che tipo di percorso ha seguito per permettergli di capire come orientare le proprie scelte. Questo si fa con la programmazione. Ma io lo dico a valere dei fondi del PNRR perché per dire che questa è un'occasione che abbiamo, ma che non dobbiamo lasciare passare come se fosse una cosa che riguarda soltanto Roma, il governo e non riguarda tutti i piccoli comuni. Riguarda tutti nel nostro specifico e tutte le famiglie, tutte le case, tutte le persone, perché in base a come verranno spesi quei soldi riusciremo ad avere un'Italia che sia all'avanguardia sul fronte, o quantomeno come gli altri paesi, in linea con gli altri paesi europei in termini di incrocio domanda-offerta di lavoro, in termini di formazione, che permetta di investire sulla formazione dei formatori. Io quando parlo con i ragazzi spesso mi sento dire: ma noi avremo bisogno di una formazione che sia magari anche un po' meno legata alle lezioni frontali. Hanno anche ragione. All'estero si sperimentano dei metodi che siano di formazione differenti, anche più coinvolgenti, con dei casi concreti, con dei lavori di gruppo, anche con la gamification. Quando lo dico solitamente gli adulti strabuzzano gli occhi, ma non c'è niente di strano nell'imparare qualche cosa anche divertendosi, sviluppando il pensiero laterale, provando a sviluppare quelle caratteristiche che poi nel mondo del lavoro gli adulti chiedono, che sono le competenze trasversali. Sì, ma tu come sei messo a flessibilità? Sei una persona che si adatta a fare tutti gli orari? Sei uno col pensiero laterale? Sei in grado di risolvermi una problematica di fronte a un caso di stress o di crisi particolare? Ma se noi ragazzi non permettiamo neanche di svilupparlo e di capire come svilupparle queste competenze, com'è che ci aspettiamo poi che magicamente, arrivando di fronte alla necessità di fare un colloquio di lavoro, siano in grado di riuscire a rispondere a questa esigenza? Sul fronte della transizione ecologica adesso si sta parlando, insomma, quando ne parlavamo noi come 5 Stelle anni fa sembravamo dei matti a parlare dei temi green, oggi sono sulla bocca di tutti. Anche qui il tema del green, su cui sicuramente il ministro Patuanelli è molto più ferrato di me,
riguarda tutta una serie di questioni, non soltanto le energie pulite, ma riguarda anche le prospettive in termini occupazionali per i ragazzi. E allora, se non diamo la possibilità tramite attività che già vengono svolte dai ministeri, io penso sempre, e porto il caso del servizio civile perché viene conosciuto come un'alternativa, nacque come un'alternativa al servizio militare, oggi l'abbiamo declinata proprio per riuscire a farla rientrare nei fondi del PNRR come una politica attiva del lavoro, ma in questo senso proviamo a dargli un'ottica di scopo che sia digitale ed ecologica, non perché i ragazzi aiutino lo Stato e basta, ma perché possano aiutare se stessi nel riuscire a capire quali possono essere le prospettive occupazionali anche in termini di economia circolare e di nuovi lavori green, certificandogliele però le competenze, perché se poi non riusciamo a fargliele riconoscere a curriculum è difficile che un ragazzo di 18-20 anni se le riesca ad autocertificare, ad autoriconoscere o quantomeno abbia il guizzo di poterle mettere all'interno di un curriculum. Questo giusto per fare un quadro molto generale sulle risorse. Il 2020 secondo me ci ha posto di fronte ad una domanda che io pongo un po' in tutte le tappe che faccio ogni volta che incontro qualcuno. Noi che tipo di Italia vogliamo? Tu hai prima parlato della chioggia che ti aspetti e della chioggia del futuro. Più che una chioggia del futuro, quasi una chioggia del presente, perché i ragazzi a cui rivolgiamo la nostra attenzione oggi in termini di programma, ma di progettualità e di investimenti, sono il presente, non sono neanche più il futuro. Quindi dobbiamo chiederci che cosa ci aspettiamo oggi, perché sì, i fondi del PNRR stanno delle grandi progettualità disegnate a Roma, ma poi scenderanno nella concretezza delle progettualità realizzate anche dagli enti locali, per cui è importante chiedersi che cosa prevede un programma, che cosa mi chiede un candidato sindaco, che cosa si aspetta non solo da me come elettore ma anche in termini di monitoraggio della sua attività, di partecipazione, che cosa si aspetta per i miei figli, quali sono le progettualità per i giovani all'interno della mia città. Questo ve lo dico perché se tutti non ci attiviamo rispetto ad un alto livello di aspettativa su ciò che oggi i candidati sindaco ci presentano in termini anche soltanto di programma per le comunali, poi difficilmente riusciremo ad ottenere tutti i risultati che ci siamo predisposti col PNRR. E perché dico che Italia voglio? Io lo chiedo sempre a tutti perché quando parliamo di digitalizzazione mi dicono tutti sì, vabbè, ma digitalizziamo, però il mondo non è che sta tutto nei cellulari. Sì, è vero, ma guardate che la digitalizzazione aiuta tantissimo l'attività quotidiana. Pensate al QR code, quanto su certe attività ci ha cambiato la vita, quanto ha ridotto le file in alcuni uffici pubblici, chiaramente non in tutti perché nessuno si è sognato di digitalizzare la pubblica amministrazione dal mattino alla sera, ma quanto in termini di interoperabilità di banche dati potrebbe velocizzarci la vita. Noi sappiamo che oggi in termini di adempimenti burocratici siamo gli ultimi nelle classifiche europee, ma la digitalizzazione serve a scalare quelle classifiche, non è che serve semplicemente a noi perché ci piace ed è un vezzo. Che tipo di chioggia vorresti? Tu prima hai parlato di una città che non sia soltanto una città, non voglio dire dormitorio, ma nella quale il centro rimanga un po' vuoto, e hai parlato di spazi di coworking. Io questa la collego anche al discorso del piano nazionale, perché dobbiamo chiederci anche che tipo di nazione vogliamo. Una nazione nella quale si parla sì di transizione ecologica, di spostamenti che siano spostamenti tramite treni o mezzi che inquinino di meno, e poi nei dibattiti, nei discorsi si fa poco attenzione a quanto i modelli organizzativi di lavoro possano cambiare questo tipo di scenario, di panorama, e quanto possano permettere anche la vivibilità dei centri città. Io vengo da un'area di comuni molto piccoli e nelle mie zone tutti i politici del territorio dicono sono bellissimi i piccoli comuni di entroterra, montani, il campanile, il borgo, è tutto molto bello e romantico, ma se poi non c'è il mezzo di trasporto per riuscire a collegarti, oppure se io devo prendere un treno o anzi il mezzo per poi andare in stazione, prendere il treno e fare un'ora e mezza di viaggio per poi arrivare a lavorare con un PC in un ufficio, allora forse qualcosa non ha funzionato, no, di questa teoria. Dovremmo provare a riorganizzare il lavoro. Io non dico tutti i giorni lavorare da remoto, perché è chiaro che ha creato anche poi, e può creare, i dati lo dicono, anche dei problemi di burnout, di isolamento. Serve il confronto, serve nell'ottica degli spazi di coworking. Allora un buon amministratore propone di creare degli spazi recuperando quelli del demanio per far lavorare in una maniera che stimoli
le persone a lavorare. Qui si collega anche al discorso dei giovani, perché i ragazzi non cercano soltanto un posto di lavoro e basta, cercano qualcosa che permetta di coniugare i tempi di vita con i tempi di lavoro, perché poi tutti chiedono di riuscire insomma, a gestire le incombenze familiari, di essere presenti sul lavoro, ma queste cose come si fanno se non si lascia anche al ragazzo la possibilità di muoversi in un mondo del lavoro che concepisca di coniugare questi due lati della propria vita, che sembra marginale, ma non lo è nell'ottica del fatto che siamo proprio una nazione di piccoli comuni e di centri storici che sono meravigliosi, ma che rischiano lo spopolamento. Nelle grandi città avviene il contrario, no? C'è la città che nelle periferie vive di sera perché tutti si spostano in centro a lavorare di giorno, ma anche questo è surreale. Se si creassero degli spazi di questo tipo fuori città si permetterebbe anche all'economia del bar fuori città di vivere. Cambiano certi equilibri, certe dinamiche sono già cambiate col Covid, dobbiamo solo capire se vogliamo accompagnarle con le nostre scelte quotidiane, ma anche con le scelte di voto, oppure se vogliamo invece procrastinare in quelli che sono stati, secondo me, gli sbagli e le occasioni perse di una vita. Oggi qui avete un candidato che ha la fortuna di uscire da un'amministrazione che ha guidato per 5 anni questa città e quindi ha anche un'expertise e può dare una continuità che sia una continuità di un certo tipo. E io non la considero un fattore banale perché soprattutto, lo vediamo anche a livello nazionale, il fatto che manchi una continuità non permette di riuscire a concludere i progetti, invece qui siete riusciti a farli iniziare e potreste concluderli a maggior ragione con i fondi del PNRR. E da ultimo, visto che l'hai accennato alla questione dello sport e degli spazi di disagio, noi una piccola parte, lo devo dire perché una piccola parte dal mio punto di vista, siamo riusciti a farla stanziando dei fondi del disagio per il disagio giovanile e chiedendo che si recuperino, poi li abbiamo divisi con le regioni, quindi arriveranno anche agli enti locali, una parte sarà gestita a livello nazionale, ma che questi soldi non vengano spesi in progettualità casuali, ma che vengano spesi in progettualità che recuperano spazi per renderli centri di aggregazione dei ragazzi, perché non sempre ci sono e non dappertutto ci sono. Tramite lo sport, ma non solo con lo sport, per provare con la musica, con l'arte, magari anche a tirare fuori ciò che hanno provato in questo 2020. Da ultimo tu hai parlato della norma sulla casa, noi ne abbiamo fatto un'analoga a livello nazionale, ora stiamo monitorando l'andamento. Le politiche non hanno alcune un effetto immediato, è chiaro che per riuscire a vedere l'impatto in particolare sulle giovani generazioni bisogna valutarne l'impatto, norma per norma, politica per politica, perché tutto ha degli effetti a cascata su di voi ragazzi, io lo dico forte soprattutto dell'esperienza che sto facendo in questo momento, ma negli anni molte riforme sono state fatte senza pensare all'effetto che potessero avere poi sulle giovani generazioni, si è fatto nell'immediato, per chi era più grande andava a votare in quel singolo frangente. Ma oggi voi avete una grande possibilità di fronte, ma anche una grande responsabilità, che è poi monitorare la classe politica per quel che farà rispetto a questi fondi, perché sono quelli che avranno un impatto reale non solo sul vostro futuro, ma sul vostro presente. Grazie. È disinfettato. Il mio amore. Vabbè, vado io direttamente, senza presentazione va bene comunque. Grazie. Grazie, gli applausi preventivi sono sempre quelli più pericolosi perché potreste pentirvi poi alla fine di averlo fatto. Io voglio ringraziare il sindaco Alessandro Ferro perché credo che la credibilità di una classe politica si misura quando ottiene ciò che aveva e fa ciò che aveva promesso ai propri cittadini. E posso assicurarvi che dal giorno dopo che sono diventato ministro c'è stato uno stalking costante fino a quando non siamo riusciti a mantenere l'impegno che avevamo preso con questa città, era quello di mettere fine alla previsione di un impianto GPL che poteva avere delle ricadute molto negative per questo territorio, e quindi credo che vada dato atto e dato merito al sindaco prima di tutto per averlo chiesto, voluto fortemente, dopodiché insomma, anche se è sempre difficile prenderci autonomamente i meriti, credo che anche il governo Conte 2 su questo abbia lavorato molto bene. Ci è voluto quasi un anno, però alla fine abbiamo fatto quello che avevamo promesso. E ovviamente ringrazio Daniele perché si vuole mettere in gioco in un ruolo che non è facile. Io ho fatto il consigliere comunale, sono stato vicino a un sindaco pur dall'opposizione e ho visto quanta difficoltà c'è nell'amministrare
una città perché è l'ente più vicino ai cittadini, quello a cui i cittadini chiedono le risposte, molto spesso però le risposte da dare non sono in capo al sindaco, che dipende a sua volta e a cascata da altri enti, e quindi l'incapacità di alcuni ricade poi sui sindaci capaci che non possono dare le risposte ai propri cittadini. Questo è un ruolo complicatissimo, come dico sempre, è camminare tra l'altro su quel filo strettissimo che sta tra l'abuso d'atti d'ufficio e l'omissione d'atti d'ufficio, perché qualsiasi cosa che un sindaco fa può essere richiamato a risponderne, e penso però che come ha guidato tutta l'amministrazione del sindaco uscente, così anche la tua amministrazione sarà guidata da un unico faro, che è quello dell'interesse dei tuoi cittadini, e sono certo che Chioggia si merita un'amministrazione come quella che ha guidato questa città negli ultimi 5 anni. Oggi parliamo di giovani e non solo. Allora, la prima domanda che secondo me bisogna farsi è: perché un giovane oggi dovrebbe restare qui a Chioggia e non guardare ad altre opportunità anche lontano da questo territorio? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa deve fare questa comunità per diventare più attrattiva possibile nei confronti dei giovani che qui nascono? E quindi va visto il tessuto produttivo, va capita l'esigenza di quel tessuto. Credo che ci siano, e a questo punto parlo dei settori che riguardano il mio dicastero, 2 elementi che vanno affrontati separatamente ma con un'unica visione. Ho avuto la fortuna di visitare con una modalità molto diversa dal solito il mercato ittico, salendo a bordo di un peschereccio, vedendo un'asta, vivendo quindi quasi da operatore qualche ora del mercato. Perché dico che è un metodo nuovo? Perché normalmente quando ci invitano agli eventi ci mettono dietro una scrivania a parlare delle cose, normalmente a prenderci gli insulti per le cose che non facciamo o che avremmo dovuto fare o che avremmo potuto fare, e però vivere invece, annusare il pesce appena pescato è un'altra cosa, vedere il contesto in cui vive quel mercato è un'altra cosa. E quindi per questo ringrazio chi ha organizzato questa metodologia di visita veramente importante. La pesca nel nostro paese sconta un problema enorme, che la maggior parte delle regolamentazioni che provengono da Bruxelles sono orientate a risolvere i problemi dei grandi armatori del Mare del Nord e non si accorgono di quello che succede in una parte importante dell'Europa, in particolare nell'Adriatico, dove la pesca ha delle caratteristiche e il pescato ha delle caratteristiche che a Bruxelles non capiscono e non conoscono. Io inviterò il commissario Stanchevicius a venire qui, a vedere che cosa facciamo, a vedere cosa fate, per capire quali sono i problemi di chi ogni giorno, ogni notte anzi, esce in mare e ha il problema che se pesca un tonno per sbaglio è come se avesse a bordo della droga, e ha un problema che le giornate di pesca vengono ridotte in modo intollerabile in vista di un ripopolamento che è già in atto, e in vista di nell'attesa di pescare taglie che siano vongole o che siano pesce azzurro più grandi, quando qui in questo mare quelle dimensioni non le raggiungeremo mai comunque. E allora far capire questo all'Europa non è facile. Non è facile anche perché il nostro è un territorio costiero che si sviluppa su oltre 8.000 km, che ha in ogni zona delle peculiarità e delle difficoltà. La pesca quindi come primo elemento. Secondo elemento, il settore orticolo è il radicio. L'ho detto in triestino, non in veneto, però direi che è uguale. E l'agricoltura in generale. Allora, io esco da 3 giorni di ministeriale del G20 a Firenze, molto importanti, giornate impegnative di confronto. Parto da lontano. All'agricoltura si chiede uno sforzo, che è quello di contribuire
alla riduzione dell'impatto ambientale continuando a produrre cibo. Secondo me ci sono dei paradossi che stanno emergendo nel settore agroalimentare. Andiamo verso i 10 miliardi di popolazione da qui a pochi anni, sempre meno terre coltivabili, ma necessità di sfamare sempre più persone, garantendo peraltro un accesso al cibo di qualità per tutta la popolazione mondiale, cosa che oggi ancora non avviene. 800 milioni di persone ancora patiscono di povertà alimentare. Come faremo a tenere insieme l'esigenza di aumentare la produzione di cibo e diminuirle l'impatto ambientale? Attraverso un elemento che è l'innovazione, ed è l'elemento che può far decidere a un ragazzo che nasce a Chioggia di restare qui e di aprire un'attività qui, perché l'innovazione è attrattiva, l'innovazione è quell'obiettivo di vita migliore che possiamo dare ai ragazzi, e l'innovazione in agricoltura avrà un ruolo fondamentale. Già oggi ci sono tecnologie, non serve aspettare le tecnologie futuribili, già oggi ci sono tecnologie che ci consentono di aumentare la produttività dei nostri suoli, di aumentare la capacità produttiva, la qualità di ciò che coltiviamo, senza perdere la distintività dei nostri grandi prodotti. Il radicio di Chioggia è un IGP fondamentale, molto importante per la produzione orticola, senza calpestare le eccellenze agroalimentari che sono per noi legame di tradizioni, cultura, storia del nostro paese, ma utilizzando tecniche che hanno come caratteristica generale quella di far risparmiare input ambientali. È chiaro che questo lo si può fare con una difficoltà che è legata alla dimensione aziendale dell'azienda agricola media del nostro paese, meno di 8 ettari, quindi aziende molto piccole che da sole non hanno capacità innovativa, ma che se all'interno dei consorzi, di filiere che funzionano bene, di categorie che aiutano anche il più piccolo agricoltore ad innovarsi, potranno avere i massimi benefici dall'innovazione. È chiaro che il piccolo agricoltore che ha 4 ettari non potrà avere il suo drone, il suo software di gestione dell'agricoltura di precisione o il trattore con navigatore satellitare e guida automatica, ma potrà essere inserito in un circuito che consente di accedere a quei servizi attraverso l'associazione di categoria. Allora la grande sfida da un lato è far sopravvivere il settore della pesca, perché questo è il timore che abbiamo, e che sempre più gli imprenditori di marinerie come quella di Chioggia, che è la marineria più grande d'Italia, 40 milioni di fatturato diretto, 800 operatori, 350 imbarcazioni, che rischiano di scomparire per la cecità delle politiche europee che vengono messe in campo sul settore della pesca. Quindi la prima cosa è garantire che questo settore esista ancora, garantire a questo settore un po' di capacità di innovazione e quindi essere attrattivo anche lui, anche quel settore per i giovani. E per quanto riguarda invece l'agricoltura, un grande focus di competenze, di percezione delle possibilità nel campo agricolo, che non è più lo svegliarsi alle 4 del mattino per andare a concimare il terreno, è informarsi, fare formazione, utilizzare strumenti disponibili che consentono di produrre cibo di qualità e in quantità con rispetto per l'ambiente, con la consapevolezza che è un percorso. Si parlava di transizione ecologica, possiamo guardarla a 360 gradi, ma la transizione è un processo, altrimenti è un burrone e sotto il burrone ci si schianta. Non possiamo chiedere ai settori produttivi uno sforzo superiore a quello che possono essere in grado di fare, perché altrimenti significa chiudere quei settori produttivi. E però la transizione deve esserci, perché non possiamo nemmeno permetterci di non invertire l'attuale tendenza che porta a un inquinamento che si trasforma poi negli effetti che vediamo ogni giorno legati ai cambiamenti climatici, all'esistenza di sempre più fenomeni atmosferici estremi che non sono più sporadici ma che si ripetono nel tempo. È un percorso che dobbiamo fare e che però dobbiamo accompagnare dando gli strumenti a chi fa impresa per poterlo fare, perché altrimenti rischiamo di uccidere interi settori produttivi.
Io penso che ci siano le condizioni perché questo percorso si possa fare e perché l'Italia torni a essere un paese per giovani. Perché è vero quello che diceva la ministra Dadone, ciò che sentiamo qua lo sentiamo ripetuto in tutti i territori italiani. Ovunque, Trieste, la mia città, è scesa sotto i 200.000 abitanti per la prima volta dopo 100 anni. C'è un abbandono da parte dei giovani del nostro paese che vengono attratti da possibilità che all'estero trovano, perché sono state fatte politiche che hanno consentito di dare strumenti ai giovani degli altri paesi, cosa che noi non abbiamo fatto. E quindi non possiamo pensare di sprecare l'occasione degli investimenti che potremmo fare attraverso le risorse del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ne dica la stampa mainstream, è un successo del Presidente Conte e di nessun altro. Non possiamo sprecare l'occasione di indirizzare queste risorse per garantire un futuro alle prossime generazioni in questo Paese. Dovremmo fare in modo che le amministrazioni locali, che come ho detto all'inizio, sono quelle che più sentono le esigenze dei cittadini, più ascoltano le esigenze dei cittadini, dovremmo fare in modo che vengano coinvolte nel percorso decisionale di come poi cadano a terra quelle risorse, perché è chiaro che noi abbiamo macro progettualità, la logistica, ad esempio, parlo di progettualità del MIPAF, 800 milioni, chiedo scusa, sulla logistica nei settori agroalimentari e ittici. Oggi ho visto un mercato che funziona. Quanto meglio potrebbe funzionare quel mercato se messo in un contesto dal punto di vista logistico collegato meglio, non all'interno di un centro così vicino all'abitato, ad esempio dove è sorto l'impianto GPL. Dovremmo ascoltare il territorio per capire quali sono le esigenze e come far arrivare a terra quelle risorse. Io sono fiducioso che il nostro Paese sappia non ripercorrere gli errori che ha fatto, sappia far partecipare i giovani alle decisioni e non soltanto alle fasi di ascolto, perché è molto facile far partecipare le persone soltanto quando c'è da ascoltare. È molto più difficile invece creare quelle dinamiche di partecipazione diretta dei giovani alle decisioni politiche, perché significa retrocedere a un pezzo di competenze che ha chi in quel momento deve prendere le decisioni. E da questo punto di vista penso che abbiamo dimostrato di essere in grado di retrocedere da queste competenze, da queste capacità, e quella invece di voler ascoltare e far decidere chi ogni giorno poi sarà il fruitore di quelle decisioni. Vedo entusiasmo rispetto alle cose che questa amministrazione ha fatto e vedo entusiasmo in chi vuole prendere in mano il timone di Chioggia e della città, e io sono fiducioso che questo entusiasmo si tramuti poi in un ottimo risultato e in una possibilità di completare le cose che avete iniziato a fare negli ultimi 5 anni. Grazie. Grazie. Avere, come avete visto, 2 ministri oggi a Chioggia è sicuramente molto importante e ringrazio della loro presenza. Come avete visto abbiamo voluto poi essere proprio tra di voi, non abbiamo voluto avere tavoli in mezzo per far creare della divisione, proprio perché vogliamo che ci sia un dialogo. E adesso chiedo magari 2 parole all'assessore Isabella Penzo, assessore alle politiche giovanili e al turismo. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza, ringrazio anch'io la Ministra Dadone e il Ministro Patuanelli, è davvero un piacere avervi qui nella nostra bellissima città. Io faccio parte dell'amministrazione ormai da quasi 5 anni, con i referati allo sport, alla pubblica istruzione, alla cultura, al turismo, agli eventi ed infine anche alle politiche giovanili. Referati molto strettamente collegati tra loro. Cosa ho potuto constatare in questi anni? Innanzitutto che la popolazione chiogiotta condivide alcune delle problematiche che sono a livello nazionale, quindi una forte riduzione del tasso di natalità,
come diceva prima Daniele, soprattutto concentrato nei centri storici, che ci ha fatto anche più volte riflettere sull'organizzazione dell'intero sistema di istruzione, un abbandono anche scolastico, spesso insomma frutto di un disagio giovanile, molto spesso appunto viene causato da un abbandono scolastico o anche dalla difficoltà, quindi un tasso di disoccupazione giovanile comunque alto, che come diceva la ministra Dadone c'è un gap, un divario tra la formazione e poi il mondo del lavoro. E a livello locale la mancanza cronica, possiamo dire, di luoghi di aggregazione giovanili, non solo comunali, ma sta anche all'amministrazione cercare di sensibilizzare quell'imprenditoria che negli anni non ha investito nel divertimento sano dei giovani. Purtroppo in città manca un cinema, manca una discoteca e molto spesso sono queste le richieste che provengono dal mondo dei giovani, ma fatte proprio di divertimento sano. Sul fronte di riqualificazione di alcuni edifici, come ricordava prima Daniele, ci siamo impegnati e ci dovremo ancora impegnare sulle strutture pubbliche relative alle palestre comunali, che sono poi utilizzate anche dalle associazioni sportive, mondo associativo che nel nostro territorio è molto vivo, partecipe e che quindi dobbiamo cercare di sempre coinvolgere, perché sono proprio il nostro tramite anche per i giovani. Abbiamo riqualificato dei percorsi fitness che sono sempre frequentati dagli sportivi della città, ridato vita alla Pista Rosa, che è comunque un centro polivalente, però tanto ancora da fare. Vorrei fare solo una riflessione, qui mi collego alle ultime parole del Ministro. Abbiamo bisogno di giovani, perché la politica, l'amministrazione può proporre idee, ma non può dare soluzioni senza prima avervi ascoltato. Una cosa ho imparato in questi 5 anni, che quando è stata data un'opportunità ai giovani, sono sempre stata piacevolmente sorpresa. Quindi tante volte dobbiamo riflettere noi un po' più grandi, che molto spesso non vediamo le opportunità giuste. E questa deve essere un impegno, ecco, per la prossima amministrazione. Ascoltarvi di più. Avevamo provato con il Forum Giovani, ma purtroppo per altri problemi non è andato come doveva andare. Però credo sia fondamentale per costruire il futuro della città ascoltarvi, creare un tavolo che possa coinvolgere ovviamente le scuole, dai presidenti di istituto alle associazioni, insomma sono nate tantissime associazioni anche di giovani negli ultimi, anche a tema ambientale, e quindi noi abbiamo bisogno di voi, e voi insomma per sperare e per rimanere qui a Chioggia avete anche bisogno di vedere realizzati i vostri desideri. Ecco, questo è un impegno per i prossimi anni. Grazie. Grazie Isabella, è bravissima come sempre. Bene ragazzi, volete porci finalmente delle domande così creiamo questo dialogo con noi e riusciamo a capire meglio le vostre esigenze? C'è qualcuno? Venga qui. No? No, restiamo sotto i 35 anni possibilmente. Samuel, dai, rompi il ghiaccio. Buonasera a tutti, mi chiamo Samuel, ho 21 anni, studio giurisprudenza e sono pescivendolo, quindi diciamo che racchiudo un po' l'emblema dell'incontro di oggi pomeriggio. Ecco. Più che una domanda io vorrei, diciamo così, concludere un intervento riguardo agli interventi che avete posto voi ministri prima. Io non mi sento di lasciare la città. Sono uno studente, un lavoratore, un ragazzo di 21 anni che non si sente di lasciare Chioggia. Non vedo un motivo perché c'è lavoro, basta solamente avere il minimo di interesse per cercarlo, perché con la flotta che abbiamo a livello ittico non ha senso partire e andare all'estero in un territorio sconosciuuto. Non ha senso proprio perché abbiamo ettari di terreno coltivabile, non ha senso perché abbiamo un centro storico che a livello turistico abbiamo stabilimenti balneari per chilometri in tutta la nostra costa. Quindi non ha senso, non ha veramente un fondo logico partire e andare all'estero in territori sconosciuti. C'è solo un problema solo, che per credere in questa idea bisogna essere ascoltati, come ha appena detto l'assessore Penzo,
bisogna credere un po' di più nei giovani, perché per anni si è parlato, sì, dobbiamo investire nei giovani, ma non è mai stato fatto, purtroppo. Non è una critica, è solamente, diciamo così, un incentivo per le future amministrazioni, e mi auguro che sia uno dei punti focali, perché 5 anni fa avevo 16 anni, adesso, diciamo così, vado avanti con gli anni e mi aspetto un minimo di ritorno un po' più attivo, ecco. Grazie a tutti. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo, studio fisica all'Università di Padova e purtroppo devo contrariare tutto quello che ha detto Samuel. Perdonami. Il punto essenziale è una cosa di cui si parla tanto, no? Di questo sfasamento che avete anche citato voi riguardo alla domanda offerta del mondo del lavoro, che poi si colloca in un contesto più ampio. C'è chi sostiene che la scuola debba formare cittadini, c'è chi sostiene che invece debba creare dei lavoratori essenzialmente, ma questi sono punti di vista abbastanza filosofici, non dovrebbero riguardare, per il mio pensiero, la visione politica, ecco. Il punto essenziale è che io ho quasi finito la triennale e un po' per caso ho scoperto della possibilità di poter svolgere stage attraverso un portale realizzato proprio dall'Università di Padova. Fin qui tutto bene, anche abbastanza efficiente, ha le sue tempistiche, ma è abbastanza normale, direi, dovendo gestire 10.000 persone. Il punto essenziale che mi fa dire io me ne andrò da qui è essenzialmente questo. C'erano un'infinità di offerte qui in Italia, parliamo anche qui in Veneto, qui vicino, banalmente a piove di sacco, per dirne alcune. Ma stringi, il mismatch, lo sfasamento, scusate, c'era. Era notevole perché da una persona che esce fisica, e qui piccola premessa riguardo al mio campo di studi, tendenzialmente ci si aspetta che uno vada a fare fisica, cose che riguardano di per sé lo lato prettamente scientifico, se così vogliamo. E non è mai stata una carriera che mi è interessata. Non è mai stata una carriera che mi è interessata perché parliamo tanto di innovazione, ci laviamo tanto la bocca con l'innovazione, ma poi fare innovazione qui in Italia è difficilissimo. Bisogna patire la fame, stipendi precari. Ci sono persone che vanno avanti con stipendi, con contratti che cambiano da anno in anno. E devi muoverti, e devi spostarti, e devi prima andare a Legnaro, poi devi andare a Napoli, poi a Cascina. Dove trovi quel che si trova, si spera di trovare, perché a volte si può star fermi per molto più tempo di quanto il denaro fino ad allora accumulato possa permettere. E in realtà il mio ambito di studio è molto più ampio, molto più vasto, e ovviamente non viene mai presentato così, perché il fisico è chi studia la natura, ma non necessariamente la natura inerte, non necessariamente i fenomeni più semplici, ma sviluppiamo competenze tali per cui, e più di noi anche i matematici, riusciamo a modellizzare il mondo che ci circonda, che è una caratteristica che io trovo particolarmente interessante e spendibile. In sintesi, quando io nelle offerte di lavoro in Italia mi vengo a trovare proposto appositamente il corso di laurea in fisica, quindi non sto cercando in un bacino abbastanza ampio, non ho cercato posizioni scientifiche, sto cercando i figli specifici di un ristretto settore, e le proposte che mi vengono fatte è di gestione del magazzino, di andare a programmare software per la gestione di un magazzino. Ci si rende conto che il problema di mismatch che ci viene venduto come è la scuola inadeguata, la scuola è nozionistica, la scuola ti sviluppa in una certa maniera perché è arretrata, è ancora formata sulla riforma gentile, alcuni lo sostengono. In realtà il punto non è quello, la scuola è un mondo a parte e dovremmo cercare di capire che la scuola non deve prepararci al mondo del lavoro necessariamente, ma bisogna altrettanto cercare di capire che c'è un problema più a monte che è insito nella nostra testa e che di nuovo si ricollega sempre a questa visione globale, no? È un'enorme ragnatela. E il problema fondamentale è l'azienda. È l'azienda che non ha ben capito che per uno stipendio da fame, perché alcuni non proponevano nessun tipo, in nessuna forma di retribuzione,
Una persona dopo 3 anni di università ad affrontare gente che, non sono lieto di dirlo, ma in alcuni casi si comporta da prima donna, è abbastanza insopportabile, avrebbe un po' le scatole piene. Viene venduta sempre questa dinamica, no, del lavoro, che mi si passi il termine, non ho visioni politiche di questa natura, ma è tremendamente afflitta dal capitalismo. Si propone il lavoro come questa cosa che ti nobilita, ma che tu devi fare, anche se la tua dignità viene azzerata, anche se tu hai uno stipendio da fame, anche se tu devi fare orari assurdi, anche se tu devi prenderti una macchina e andare dall'altra parte del paese, a loro questo non interessa, è totalmente irrilevante. Io vi faccio l'esempio, la prima proposta che ho trovato all'estero, pienamente coerente con il mio quadro formativo di studio, perché si trattava di andare a fare modellizzazione, e in tutto questo, guardi, noi l'alloggio se non lo trova lei glielo forniamo noi, ma in ogni caso non viene conteggiato, cioè glielo paghiamo noi, non viene conteggiato nella cifra che lei riceve come stipendio. Per gli spostamenti ci arrangiamo noi, le diamo sui 900 euro al mese, cifra fittizia, ma l'ordine di grandezza è quello. Una cifra simile in questo paese, come Stage, non la trovo nemmeno se non ho termini di paragone, essenzialmente. E ne comprendete che, spero si comprenda, che parlate, scusate questa distinzione, non vuole essere cattiveria nei vostri confronti, parlate sempre di innovazione, parlate sempre di gioventù, parlate sempre di cambiamento e giustizie sociali, ma anche qui c'è uno sfasamento, è anche bello consistente, e non è piacevole da vedere, si alimenta, ne faccio un altro esempio, si alimenta sottotono, con delle fecciatine magari anche, una dialettica divisiva, molto banalmente. Una dialettica divisiva che vorrei far notare si imposta sui toni che c'erano durante la Prima Repubblica. E la ragione per cui la maggior parte delle persone, per esempio, adesso non si va a vaccinare a oltre 50 anni è perché loro sono cresciuti con la Prima Repubblica, in cui dovevi stare attento, da qualche parte te ne infilavano quando arrivava una cosa gratuita, in cui dovevi stare attento perché c'era sempre qualcuno che sapeva fare più degli altri, che sapeva allungare la mano. Ne abbiamo avuto la dimostrazione del crollo della Prima Repubblica, essenzialmente ne è stata questa la ragione. E il punto essenziale è questo: avete la fortuna che la gioventù attuale è cresciuta senza diffidare dello Stato e dell'autorità, e anzi, come dicono alcuni, ci sono fasi della nostra gioventù in cui attraversiamo un dogmatico rispetto per le istituzioni di qualsiasi tipo, civile, politico, religioso. E questa fortuna, anche se non farete errori, anche se non ci tradirete, la perderete soltanto con una dialettica divisiva, dicendo noi siamo meglio di loro, ma loro non fanno, noi facciamo. E dal punto di vista, prendetela come l'educazione di un bambino, no? Ci troviamo di fronte tanti pilastri che dicono ognuno fa l'interesse del paese, l'interesse dei cittadini, ognuno fa meglio degli altri, che per carità divina ognuno può avere le proprie idee, di esprimere, di inviare, di instradare, ecco, una metodologia specifica per raggiungere quel benessere a cui tutti vorrebbero tendere, tutti dicono di tendere. Ma è come quando vado da mia mamma, ho 5 anni, gli dico: mamma, posso mangiare il gelato dopo cena? E lei mi dice no. Vado dal papà e il papà mi dice di sì. Il risultato finale è, oltre al fatto che io ho avuto modo di mangiare il gelato dopo cena, che vedo particolarmente pesantemente scalfita l'autorità genitoriale. Perché? Perché non c'è stata coerenza da parte delle due figure nel prendere la propria decisione. Alla stessa identica maniera, vedendo un partito piuttosto che un altro che litigano e tutti si propongono come salvatori della patria, a livello inconscio magari, non è nemmeno una cosa che realizzo realmente. Io perdo fiducia in entrambi, perdo fiducia in tutti quelli che dicono noi siamo il meglio di tutti, proprio perché tutti lo stanno dicendo. Ognuno è unico a modo suo, quindi non ha più senso creare un'uniformazione. Ci sono, banalmente, un paragone che mi viene da fare, ci sono teorie sul contropensiero
che sostengono che nel momento in cui la maggior parte della popolazione abbraccia il contropensiero, quello diventa il pensiero dominante, e chi è rimasto indietro, chi viene etichettato come conservatore, come ottuso, come bigotto, adesso si ritrova nella posizione che precedentemente lo criticava, quella di contropensiero. Il punto essenziale è: noi che paese vogliamo? L'ha chiesto la ministra. Forse non ce ne stiamo rendendo conto, ma indifferentemente da quale paese vogliamo, da quale sia l'obiettivo, no? A cui noi stiamo puntando, stiamo attuando delle dinamiche che sono deleterie. E queste sono solo alcune, anche il ministro quando parlava di innovazione. Se adesso dicessi, bene, come hanno sottoscritto numerosi premi Nobel e numerosissimi altri scienziati, proponiamo la coltivazione e l'utilizzo degli OGM per calmierare il problema della fame nel mondo. È stata una cosa notevolmente proposta, che numerosi enti, anche sovranazionali, hanno avallato, ma noi probabilmente non la faremo mai, non la toccheremo mai, perché per un'altra ragione sentir parlare di OGM ci fa venire l'orticaria. Ma l'OGM non è niente di così malvagio, di così pericoloso, di così come viene dipinto l'anticristo, no? Perché essenzialmente quello che con l'OGM faccio, ve lo assicuro, a livello scientifico, meglio, lo faccio già in maniera molto rozza con numerose coltivazioni. La soia, per esempio, è infestata dai parassiti, si utilizza in alcune coltivazioni, sempre anche secondo normativa europea. Volevo fare una domanda anch'io. Si figuri. Si utilizza, essenzialmente si mette del colorante, le piante cambiano i colori, i parassiti non riconoscendo più quel colore non mirano alle coltivazioni di soia. Il problema è che il danno che poi va a fare l'introduzione di questo colorante, potenzialmente cancerogeno, è molto più elevato del dire: guardi, io oggi ho fatto una varietà di soia che resiste ai parassiti. Il punto essenziale quindi è: sono bravi tutti a parlare di innovazione, di aiutare i giovani, ma ci troviamo in una cornice, in un contesto in cui ci limitiamo a parlare. Non c'è una rivoluzione reale negli atti e nelle cose, e anche qualsiasi misura voi possiate pensare non sarà rivoluzionaria quanto crediate. Volete fare qualcosa di rivoluzionario? Che non avverrà mai in questo paese, perché la maggior parte dei votanti è coinvolta da questa rivoluzione. Cambiamo il sistema pensionistico. È un enorme schema Ponzi, soltanto che non ci ha mai pensato nessuno. O meglio, ci si può anche pensare, ma il punto è un altro. Io dico: domani mattina mi alzo, facciamo la riforma pensionistica, sistemiamo il retributivo, ricominciamo tutto quanto. È inutile che chi lavora adesso e mette i soldi paghi la pensione che c'è adesso. Facciamogli investire, facciamoglieli mettere da parte. Scusa, ma posso parlare anch'io? Posso avere il microfono? Sì, un attimo, volevo finire. Sì. Ci hanno provato. Sintetizzando, state attenti che siamo tutti troppo presi dalla retorica e poco dall'azione, veramente poco. Grazie. No, tranquillo, grazie. Io sono una semplicissima maestra di asilo nido. Volevo ringraziare ovviamente i ministri per la presenza. Sono felicissima di vedere tanto entusiasmo da parte di tutti noi, proprio perché alle porte tra 10 giorni ci saranno le votazioni, e volevo proprio collegarmi a quello che è stato detto prima dai due ministri. Diamo continuità a questa amministrazione. I progetti ci sono, le capacità ci sono, le persone ci sono, e quindi per tutto quello che è stato detto fino adesso, l'unica strada da fare è veramente dare continuità, quindi fiducia al sindaco Stecco e a tutta la squadra. Grazie. Non so a chi devo dare. Grazie. Chi vuole? Antonio? Prova? Forse meglio mettersi. Sono rimasto veramente colpito non sto scherzando, non è una battuta. Credo che tu sia un serbatoio di competenze incredibili e di conoscenza che va assolutamente recuperata, e non è una questione di... Sì, la battuta più semplice è... no, fai.
Beh, l'ha detto lui. No, lui vorrebbe rimanere. No, sentite, mi chiamo Antonio Gottardo, sono responsabile regionale di Lega Coop Agroalimentare Dipartimento Pesca. La settimana scorsa eravamo con il ministro al G20, dove avevamo un pezzo, insomma, anche, e porto i saluti di Cristian Maretti, il presidente nazionale di Lega Coop Agroalimentare, di Biondi del GIVE, che ha la sede qui a Verona, il gruppo Italiano Vini, che è il primo gruppo italiano per quanto riguarda il settore vitivinicolo, ma anche di Calzolari di Granarolo, che qui nel Veneto ha una importanza importante, quindi un'attività cooperativa nell'agroalimentare che ha un valore di un certo tipo e che è proiettata in una dimensione un po' più proiettata in quella dimensione che al G20 di Firenze sul settore agricolo si è detto, insomma, quindi sostenere una compatibilità tra innovazione, tradizione, ma anche tutela dell'ambiente. Si può fare, certo che si può fare. Molte delle cose che tu dicevi non sono sciocchezze, vanno coltivare un campo non lo può fare una macchina, lo fa l'uomo, quindi la componente umana c'è, la tecnologia deve essere al servizio dell'attività del settore agricolo, ma vale anche nella pesca. Il tutto contemperato con il 4.0 per quanto riguarda l'agricoltura, che sono per esempio i droni che aiutano a ottimizzare la gestione dei campi, un sistema di irrigazione diverso. C'è tutta una discussione sulla quale ognuno deve porre le proprie idee. Mi è molto piaciuta l'attività che ha fatto il vostro collega, il ministro dell'energia, si dice, non mi ricordo, della transizione ecologica, dove ha coinvolto tutti i giovani a Milano ad affrontare alcuni temi, a fare dei think tank proprio per elaborare dei progetti innovativi che poi saranno presentati. A me è molto piaciuta, la stessa cosa la farei anche, secondo me, nel settore agricolo e anche nella pesca, perché alla fine se alcuni giovani vogliono avvicinarsi a questo mondo, e lo stanno facendo, perché nel settore agricolo ci sono alcune scuole, la scuola enologica di Conegliano, dove abbiamo un po' di attività, un po' di aziende come le cantine maschie o altre cose, dove i giovani li prendono 2 anni prima del diploma. Alcune facoltà universitarie sfornano dei giovani e le aziende li cercano prima. Io, ministro Patuanelli, sfonda una porta girevole su quanto ha detto sul settore della pesca e sul settore agricolo. Non voglio aggiungere altro. Se questa è la linea, è una linea condivisibile, sa che avrà le associazioni di categoria al suo fianco, sia nel rapporto con Bruxelles. Auspichiamo che la tecnostruttura dei ministeri siano altrettanto sensibili e consapevoli che è vero che l'economia può andare avanti con le proprie gambe, ma senza una pubblica amministrazione efficiente e semplificata non ne usciamo, proprio non ne usciamo. Mette in difficoltà voi, ma mette in difficoltà anche le imprese, quindi riuscire a fare una sensibilizzazione un po' più intensa su questo sarebbe importante. La chiudo qui, ma non per banalizzare. Il settore della pesca a Chioggia è un settore determinante, ma non solo a Chioggia. Ci sono zone della fascia costiera italiana che senza la pesca professionale mette in discussione anche uno sviluppo di tipo turistico che sia veramente espressione di saperi, sapori, culture, valorizzazione di tradizioni e quindi anche di un turismo consapevole e diverso da quello massivo a cui normalmente siamo abituati. Quindi massima disponibilità. Mi è molto piaciuta anche la frase, e io non sono uno di quelli che va a dire sì a tutti. Io credo che il primo ministro Conte sia stato uno di quelli che ha creato le basi e ha seminato perché siamo arrivati a questo punto. Tra il PNRR e altre attività che sono state introdotte, io credo che stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro, di una figura dirigente responsabile, proiettata su una dimensione a medio-lungo termine, che può rappresentare per tutto un mondo, questo e altro, che potrebbe davvero far ripartire l'Italia in un'ottica diversa. Speriamo questo accada anche a Chioggia, magari c'è un primo tempo e un secondo tempo. Il mio auspicio è sempre quello che si arrivi a un risultato positivo, quindi buon vento al candidato sindaco, ma soprattutto buon vento anche al lavoro dei ministri che sono chiamati ad un impegno sempre più determinante. Grazie e buon lavoro.
Grazie Antonio, do la parola a Piva. Premetto che io e Antonio siamo abbondantemente sopra i 35, ma abbondantemente, giusto per fare. Buonasera a tutti, saluto i ministri, saluto Daniele, Erika, Pierpaolo Piva della FAI CISL, porto i saluti anch'io del nostro segretario generale Onofrio Rota. Allora, io cerco di dare un taglio un po' diverso. Ho sentito l'intervento tuo e hai detto delle cose molto interessanti. Sul discorso della riforma pensionistica dovremmo stare a parlarne fino a domani mattina, quindi è meglio non affrontare neanche il discorso. Allora, credo che sia giusto sostenere l'impresa. Abbiamo parlato tante volte, non solo in questa sede, di sostenere le imprese, di aiutare le imprese a crescere, e ci mancherebbe, perché se l'impresa cresce, crescono anche i lavoratori e chi ci lavora nell'impresa. Però un occhio d'attenzione soprattutto chi nell'impresa ci lavora, e cioè i lavoratori. L'industria alimentare è quel settore che durante il periodo di lockdown non si è mai fermato, e i lavoratori dell'industria alimentare, assieme ad altri, assieme ai sanitari, assieme ai lavoratori dei supermercati, ma in particolar modo i lavoratori dell'industria alimentare, in quell'anno e mezzo, mentre mezza Italia restava a casa, si recavano al lavoro con il rischio di beccare il virus, e per questi lavoratori, credo, quelli che hanno permesso alla fine che il cibo arrivasse nelle nostre tavole, credo che questi lavoratori devono essere un po' più ascoltati. Ci sono state, fortunatamente, sono state attivate poche casse integrazione, perché è un settore che comunque ha lavorato, però sicuramente hanno vissuto momenti di difficoltà e non si sono mai tirati indietro. In quest'anno e mezzo questi lavoratori non si sono mai tirati indietro. Per quanto riguarda la pesca, sì, sulla pesca ci sono tanti problemi, l'hanno detto anche i colleghi di Alleanza, gli amici di Alleanza, cioè le giornate di pesca vengono sempre più ridotte, però Ministro non ci sono ammortizzatori sociali adeguati, mancano gli ammortizzatori sociali adeguati per il mondo della pesca, non li abbiamo. Non abbiamo una cassa integrazione strutturata come la possiamo avere per esempio in agricoltura, non l'abbiamo come l'abbiamo nelle aziende dell'industria alimentare. Dobbiamo lavorare per, prima qualcuno parlava di stalkerizzazione per l'impianto GPL, penso che i miei colleghi del Nazionale l'abbiano stalkerizzata più volte per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali strutturati per questo settore. Ci sono i pescatori che durante il fermo biologico, adesso, cioè, fino all'anno scorso erano 30 euro lordi, adesso non prendono più neanche quelli, è ulteriormente diminuito per ogni giorno di pesca. Soldi che arrivano, se tutto va bene, l'anno successivo. E parliamo di un mese abbondante in cui queste persone stanno a casa. Come vivono queste persone? Ecco, torno a sollecitare su questo punto, noi lo facciamo sempre, ma è giusto continuare a sollecitare, perché la pesca è l'unico settore che ad oggi è spoglio di qualsiasi ammortizzatore sociale e non va assolutamente bene. L'agricoltura, e poi chiudo, un'agricoltura sostenibile come una pesca sostenibile, un'industria alimentare, una filiera agroalimentare sostenibile. Non dimentichiamoci che anche qua, anche nel nord-est, anche nelle nostre campagne qua vicine, c'è il fenomeno del caporalato, una brutta piaga per questo paese, una brutta piaga anche per la provincia di Venezia e anche quindi, siccome Chioggia l'avete detto più volte, no? I punti principali dell'economia sono pesca, orticoltura e turismo, occhio anche a questo fenomeno che purtroppo sta crescendo anche qua. Non è solo un fenomeno che troviamo al sud, ma lo troviamo anche qua. Grazie. Grazie, do la parola ora a Marco Spinadini. Grazie. Allora, intanto ringrazio Daniele per questa grande opportunità. Avere due ministri, insomma, a Chioggia è una cosa molto molto importante, quindi ti ringrazio e ti faccio i migliori auguri, in bocca al lupo per la tua candidatura. Io sono Spinadin, Confcooperative, Fedagri Pesca, e insieme al mio collega appunto siamo all'interno di quello che viene definita l'alleanza delle cooperative. Allora,
Ministro, sinceramente, giusto per fare qualche battuta, avremmo voluto rapirla, io e il mio collega, e chiaramente con il benestare della Digos, l'avremmo imbarcata a bordo un peschereccio e l'avremmo portata fuori per un paio di giorni, il tempo necessario per spiegarle tutto quello che non va nel nostro settore. E dopo l'avremmo ovviamente liberata, offrendole ovviamente una cospicua razione di pesce. Al di là delle battute, mi ha fatto molto piacere dialogare con lei sia all'interno del mercato ittico e con l'intervento che lei ha fatto oggi, un attimo fa. Credo che siamo perfettamente in linea rispetto a quelle che sono le esigenze. Un'Italia più rappresentata, un'Italia diciamo più forte là dove chiaramente si decide di pesca, che è Bruxelles. Lei ormai conosce benissimo le dinamiche, oggi abbiamo toccato alcuni punti che lei ha colto benissimo, ma tra piani di gestione, proposte, raccomandazioni, riduzione delle giornate, diciamo salvaguardia dell'ambiente, comunque degli stock, non superare l'MSY, quindi non superare quello che è il rendimento massimo sostenibile, che ancora adesso non sappiamo dove si colloca perfettamente. Lei ha colto che l'Adriatico è un mare sicuramente molto pescoso e ha delle caratteristiche. Lei mi ha chiesto dei documenti e sarà mia cura già da adesso procurarle qualcosa che possa identificare non solo Chioggia ma il Veneto in termini numerici. Lei già qualcosa ha citato prima, per cui credo che abbia già memorizzato alcuni numeri, ma ho qua sotto un documento che poi credo sia utile per lei per avere veramente i termini precisi di quello che vale questo comparto pesca e acquacoltura, con lagune incredibili che danno non soltanto pesce strano, pesce che magari non trovate nelle tavole mediamente, e che è di una qualità incredibile. Credo che la laguna, come diceva anche il mio collega prima, offra insieme con la spiaggia, insieme con le opportunità del territorio, un turismo lento, un turismo piacevole, che poi sfocia magari nella buona cucina, sfocia magari in una giornata rilassante, in un ambiente secondo me meraviglioso. Quindi queste cose che lei porterà, e se magari riuscirà a portare Sinkevicius, noi saremo semplicemente felici di interagire con lei e anche con il commissario. Quindi la ringrazio, non me ne voglia Ministra, avremmo rapito solo lui, ma insomma. Okay. Grazie tanto. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio nuovamente la partecipazione dei ministri, la ministra Dadone, il ministro Patuanelli e soprattutto tutti voi che siete venuti qui oggi e avete visto insomma quando la buona amministrazione si mette in moto cosa può portare per il nostro territorio. Grazie ancora e se volete c'è un piccolo buffet per tutti. Grazie.